Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Oggi vi portiamo una notizia che riguarda il mercato e un giovane talento che sta attirando l'attenzione di molti. Grandi club europei, Angelo Ambonni, la rivelazione del Parma. Prima di entrare nei dettagli, vi invito a mettere un like a questo video e iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro Napoli. Angelo Ambonni, attaccante classe 2003 del Parma, è uno dei nomi più caldi del momento. Dopo essersi messo in mostra già lo scorso anno con 5 gol e 10 assist, in questa stagione sta continuando a stupire, 2 gol e un assist nelle prime giornate di Serie A, partendo sempre titolare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e molti club, tra cui Napoli e Atalanta, lo stanno seguendo da vicino. Ma non solo in Italia, anche all'estero ci sono squadre pronte a scommettere su di lui. Il Corriere dello Sport riporta che Bonni è uno dei profili che il Napoli ha monitorato già durante il mercato estivo. Il giovane attaccante rappresenta una di quelle scommesse su cui club come Parma puntano per realizzare importanti plusvalenze, in un modello di crescita simile a quello di Atalanta e Ajax. Nonostante le differenze fisiche, molti osservatori lo paragonano a Zirkzee, un altro giovane che ha fatto il salto di qualità prima di approdare al Manchester United. Bonni è legato al Parma con un contratto fino al 2027, il che mette il club ducale in una posizione di forza nelle trattative. Tuttavia, il suo potenziale è ancora tutto da scoprire. Pur essendo già un giocatore di livello, ha ampi margini di miglioramento, soprattutto in area di rigore, dove potrebbe diventare più cinico e migliorare nel gioco aereo, aspetto in cui non eccelle nonostante la sua stazza. E voi, tifosi, cosa ne pensate di Angelo Ambonni? Potrebbe essere un investimento importante per il futuro del nostro Napoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!